È sicuramente un'importante esperienza quella che sta sperimentando la provincia di Vicenza con la prefettura e sicuramente darà a tutti noi e a tutti i cittadini la sicurezza che i nostri territori saranno molto più vigilati, ma soprattutto che ci sarà un coordinamento e una sinergia in tutti gli enti. Questo diventerà importante sia oggi nel breve termine, ma anche per una scadenza molto più lunga e di conseguenza i nostri auspici perché tutto questo sistema diventi effettivo già al più presto. Purtroppo in questi giorni Romano d'Ezzelino è stata una città, un paese molto colpito e stiamo agendo soprattutto con la prevenzione, quindi incrementando quelli che sono i servizi della polizia locale, avvertendo i cittadini di utilizzare e di mettere in atto dei comportamenti anche deterrenti nei confronti di questi furfanti che si aggirano sul territorio. È evidente che solo insieme si riesce a gestire al meglio questa situazione. C'è paura. C'è paura, ma c'è anche la speranza che queste attività congiunte possano mettere tutti quanti un po' più al sicuro e soprattutto quelli che sono i sistemi, quali ad esempio il controllo di vicinato piuttosto che la videosorveglianza, vanno ad agire proprio contro questi reati.